Grazie per la linea Giorgio, un saluto a voi in studio, qui accanto a me naturalmente l'assessore Ciano Contin, leader del movimento politico Molto buio, fermo chiaro, senz'altro. Bentornato assessore, bentornato. Senz'altro, grazie. Senta, ci scrivono addirittura dall'Inghilterra. Ah, caspita, Le chiedono... Chi? Caspit. No, non è che si dice caspit no? in inglese, no, decisamente no. Ci scrivono appunto cosa ne pensa un politico come lei della Brexit. Mi non mi interessa queste parole qua, mi con inglesi non voglio avere niente a che fare, va bene? Io con inglesi no hablo, no hablo con inglesi. Appunto no hablo nel senso che non sa neanche inglese. Ah no? No, è spagnolo, poi non capisco questo astio nei confronti degli inglesi. Allora, gli inglesi hanno inventato una lingua che è entrata dentro la nostra cultura impermeata, pertanto non riusciamo più a parlare italiano, diamine, e abbiamo tutti questi vocaboli che non riusciamo altro a discorrere con le nostre parole. Dobbiamo impirarci dentro per forza le inglesi, no? Ora, The terminology. Io assessore dico almeno l'italiano, non dico l'inglese, ma almeno l'italiano se lo imparasse sarebbe utile per potersi far capire e comunicare con le altre persone. Ma ritorniamo agli inglesi, cioè lei dice che probabilmente se riesco a interpretare il suo pensiero, i termini inglesi ormai hanno invaso la nostra quotidianità, modificando poi anche il senso alle volte delle frasi che abbiamo. Bravissima, bravissima. Ora, ti faccio un esempio, no? Ora me ne vado con pochi dei amici e prima lavorava tutti per conto suo, adesso si è tolto un capannone e si deve provare a fare partire una bottega insieme. Certo. Mi siete dico così ti capisci? Sì, è benissimo. Ma io se offende se te dici così? No! Noi non siamo a bottega, scherziamo. Noi siamo un gruppo di freelance che non abbiamo preso un capannone insieme, abbiamo un co-working e non stiamo di fare partire una bottega, stiamo attivando una start-up. Che guido la stessa roba, ma bisogna dirlo in inglese se noi si incassa, non si capiamo altro. E l'inglese ha causato danni sui rapporti con le femmine. Qui disastri non ne parliamo. Cortesemente, se può, con le femmine, con le donne, anche perché sennò ci scrivono da casa l'assessore maschilista, non è carino, non è carino, assolutamente. Pertanto, ritornando appunto al problema dell'inglese con le donne. Con le donne, allora, se una volta un tuo amico ti diceva, ascolta, vieni via con una, ti avviso però, e se trucca peso e Moira Orfei, se veste tutta strana che appare un pagliasso del circo, ti che andavi via insieme? Assolutamente no. Adesso ti dice, ti devo presentare una mia amica, ha un outfit davvero curioso e un make-up importante, è molto trendy. Che ti ho detto la stessa roba, ma te che andavi via insieme perché non te capivi, ti speravi solo che qualche parola volesse dire gnocca. No, assessore, no. Questa è la verità, l'inglese ci ha fatto danni importanti. Se una femmina ti dice, sono andata al track food vicino allo stand gastronomico e ho preso per il mio team una doggy bag perché ho mangiato molto con all you can eat. Tu capisci cosa che ti ho detto? Praticamente sta femmina qua è andata al paninaro onto, attacca il capannone della sagra, ha mangiato come una buea perché si poteva mangiare tutto e si è fatto dare la sporta di avanti che ha portato i colleghi, ma ti ho detto la stessa roba, ripeto. Esatto. Allora sottoscriviamo anche noi, quindi l'idea dell'assessore Ciano Contin. Bazzo l'inglese. Meno termini inglesi nel nostro quotidiano. Pertanto a voi la linea, grazie Giorgio, a prestissimo. Senz'altro. Saluto anche alla Brexit e la regina Elisabetta. Evviva la regina! Evviva la regina! Evviva! 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 Certo, sì, evviva! Sì, ancora al mondo? Viva, certo, viva sempre! Viva sempre la regina! Senz'altro. Bene, abbiamo finito? Sì. Che vago, adesso ho un happy hour con dei stakeholder importanti del mio partito. I porto su un lounge bar dove c'è un DJ che fa musica live. Cioè? Volevo a portare i 4 macachi che mi finanzia la campagna elettorale su un baretto a bere spritz e ascoltare la musica di un ebete che mette su musica che ti rompe i totani. E più in inglese però, sì, evviva la regina. Senz'altro.